Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. La visione all'ascolto, ben ritrovati dunque su friulitv.net, prima edizione odierna, come sempre durante il giorno vi teniamo aggiornati con i break news attraverso le nostre pagine social, ma anche attraverso il nostro sito. Tra poco avremo anche l'ospite, parleremo di Udine e dei suoi, tra parentesi, misteri. Ma prima però la cronaca, andiamo subito a Gorizia con l'intervento del sindaco Rodolfo Ziberna. Il progetto di riqualificazione del mercato coperto di Gorizia, in collaborazione anche a Gambero Rosso, così come presentato, proposto, prospettato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia, progetto che sin dai suoi primi passi ha trovato la mia totale e completa adesione e condivisione. Ai noi siamo costretti a porlo perlomeno provvisoriamente nel cassetto a causa dell'opposizione di una porzione della città e di una porzione del Consiglio Comunale. Sembra che lo sport, uno degli sport più praticati nella città di Gorizia, sia quello di perdere, ai noi, queste opportunità. Però nello spazio di fronte, sotto l'ex mercato Lingrosso, di fronte al mercato attuale coperto, l'amministrazione intende realizzare un posteggio sotterraneo e in quel momento perciò noi cercheremo nuove collaborazioni per poter proporre non il medesimo progetto, ma un medesimo o un progetto, speriamo, più vicino possibile. Nel frattempo, nel bilancio che fra pochi mesi andremo ad approvare, metteremo le risorse comunque per un importante intervento di manutenzione del mercato coperto. E adesso andiamo a Monfalcone, per la precisione, per parlare di un'importante apertura del punto vaccinale di Monfalcone. Rappresenta un'altra tappa importante della campagna che la Regione ha avviato al fine di allargare la platea degli immunizzati in Friuli Venezia Giulia. Lo ha detto il vice governatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, presente oggi al centro anziani nella città dei cantieri, nel quale è stato allestito un nuovo punto vaccini che va oggi ad aggiungersi agli altri già allestiti in diverse località della Regione. Accompagnato dal sindaco Anna Cisinte e dal direttore generale della SUGI Antonio Poggiana, Riccardi ha assistito alle operazioni di inoculazione delle dosi agli over 80, interventi coordinati dal sistema della protezione civile che si è occupato sia della logistica di trasporto dei vaccini sia dell'assistenza di quanti si sono presentati per sottoporsi all'immunizzazione.
Cambiamo adesso argomento e andiamo a parlare di distretto della Sedia, per la precisione parliamo del cluster Arredo Casa, perché erano oltre 500 gli studenti di licei, scuole superiori, università, accademie di tutta la regione che hanno partecipato con enorme interesse alla diretta con gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia organizzata dal cluster Arredo, un viaggio alla scoperta delle bellezze del Made in Italy regionale che ha entusiasmato professori e ragazzi finalmente in contatto, seppur virtuale, con l'affascinante mondo dell'architettura d'interni. Guidati da eccellenze imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia, rappresentative delle filiere mobile, sedute, cucine, divani, per la precisione Edi Snaidero, Roberto Moroso, Edi Polesello, Rudy Venier, Simone Cavassi. Sotto la regia del cluster gli studenti dei licei Sello di Udine, Fabiani di Gorizia, Nordio di Trieste e Galvani di Cordenons, degli Isis Solari di Tolmezzo, Magliani di Udine e Carniello di Bruniera, dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo dell'Università di Trieste e Università di Udine hanno conosciuto le imprese grazie a passeggiate in video selfie in diretta dalle aziende. Torniamo in studio, adesso ci colleghiamo con la nostra ospite, che la vedo già pronta, Esther Soramel. Dunque l'appuntamento con Esther è chiaro, si parla di Udine e dei suoi misteri, abbiamo tanti argomenti, ne abbiamo 3 quest'oggi, Esther, ne ho selezionati, no? Allora, vuoi la 1, la 2 o la 3? Cominciamo dalla 1, andiamo per ordine. Andiamo per ordine secondo le disposizioni costantiniane. Allora, Sì, esatto. parliamo del taglio degli alberi nella cosiddetta zona ex UPIM. Sì, è una vicenda molto così molto strana e comunque molto triste, perché dà l'idea di una profonda confusione, anche per come è stata gestita, no? Perché pare incredibile che si possano così abbattere degli alberi sotto il comune senza che il comune sappia nulla. Devo dire che Solo per dovere di cronaca, perché magari giusto per coloro che magari si collegano in questo momento e stanno sentendo Esther Soramel parlare degli alberi tagliati sotto il comune e dice il comune non sa niente, ma magari qualcuno dice chissà di cosa parlano. No, sono fatti di verità, perché poi adesso l'avvocato Soramel spiegherà ancora meglio, c'è stato questo scempio da parte dato via libera per tagliare questi alberi molto importanti, perché era una delle zone anche tra l'altro del centro storico molto belle, non solo d'estate, ma proprio perché si respirava non cemento, tanto per essere chiari, tagliati, e poi non si sa come il comune, fa quasi ridere, ma purtroppo il fatto della verità è questo, il giorno dopo scopre che nemmeno lui sapeva che aveva autorizzato al taglio degli alberi. Esatto, più o meno i fatti sono andati proprio così, cioè l'azienda, il costruttore ha presentato una SCIA a novembre, mi pare, e probabilmente avrà fatto riferimento a quella famosa delibera del comune del 2017, che però è un po' un tranello, no? C'entra veramente poco in tutto questo. Cioè la vera tristezza è che è finita un'altra volta in cacciara politica, quando la politica non c'entra niente, perché gli alberi non sono né di destra né di sinistra e soprattutto non votano, quindi non è quello il problema. Qui l'impresa costruttrice avrà presentato la domanda e gli uffici temo non si siano parlati fra loro e hanno ritenuto di dare... Va detto che ultimamente ci sono problemi di linea a Udine, no? Ogni tanto il wifi prende, non prende, no? Sì, ma io trovo incredibile che in un periodo come questo, dove si è vista l'attenzione, no, per il green, dagli alberi in castello, eccetera, quindi è un tema piuttosto che crea tensione, gli uffici non abbiano pensato di coinvolgere gli assessori e la giunta. In questo, incredibilmente, udite, cioè, mi trovo parzialmente solidale con il sindaco Fontanini, che si è arrabbiato perché doveva essere messa al corrente la giunta di un intervento del genere, richiedeva una maggiore sensibilità da parte degli uffici, che invece hanno dato il via libera così, forse con troppa superficialità. Dico parzialmente perché comunque, se è vero
quello che lui ha raccontato. Quindi la scena è che il sindaco arriva in comune, vede le motoseghe, corre negli uffici a chiedere che cosa sta succedendo. Ecco, lì doveva fermarsi, evitare che venissero rilasciate le dichiarazioni che sono state rilasciate, cioè è sempre colpa del PD, dopo 3 anni anche gli alberi nuovi è sempre colpa del PD, io non sono del PD, ma insomma mi è sembrata una difesa totalmente fuori luogo e scentrata, e sì, dire che avrebbe avviato la verifica interna, cosa che ha fatto e ha detto, ma diversi giorni dopo, quando oramai la bomba era un po' già scoppiata e quindi c'era la ricerca del colpevole. Qui i colpevoli sono un po' tutti, perché l'impresa avrà fatto un po' il suo interesse, quindi avrà presentato una domanda un po' furbetta dicendo ma avevamo già l'autorizzazione nel 2017, se avevano l'autorizzazione non presentavano la domanda di SCIA, sì, la SCIA, quindi qualcuno li ha autorizzati, e se hanno chiesto un'autorizzazione vuol dire che non erano autorizzati. L'autorizzazione è stata data adesso e pare poi che sia stato coinvolto anche un faggio sul suolo del comune, quindi se così fosse effettivamente hanno tagliato una cosa che non era loro. E tutta questa situazione che ha dell'incredibile, perché comunque denota uno scollegamento tra gli uffici e a propria volta tra gli uffici e gli assessori competenti, perché qui gli uffici coinvolti sono l'edilizia privata e il verde, quindi sono già 2 che non si sono comunicati, ed è grave, ripeto, il tutto non è avvenuto al confine tra Udine e Martignacco, ma sotto il comune, in una costruzione che è già di per sé fonte di tensione e di critica. C'è chi dice che va bene, c'è chi invece proprio non la può vedere, quindi ci doveva essere massima attenzione, non c'entra niente la Bassanini, cioè tutta questa formalità non può essere utilizzata come un alibi. Qui è mancata la sensibilità per quella zona che richiedeva manutenzione. Certo, forse gli alberi erano troppo grandi, come le magnolie in via Rizzani, cioè andava rivista la situazione, Certo. ma certamente la soluzione non può sempre essere la motosega, tiriamo giù tutto e soprattutto non sappiamo Cioè, da dare cosa un taglio fare. hanno tagliato tutto, tanto per essere Sì, chiari, tagliato insomma. tutto, ma e anche qui la soluzione è semplice, cioè non serve farla tanto lunga a destra, a sinistra, la delibera chi è stato. Bene, ormai gli alberi sono andati giù, la città Senti, è ma non potrebbe essere male. colpa, secondo te, non potrebbe essere colpa della lingua italiana, questa mia sconosciuta, avrebbe da dire? Perché sai che è una lingua particolare l'italiano, Sì, è molto sì, difficile da capire, sì, magari che non sia sì, colpa anche un errore grammaticale, scambiato un punto per una virgola, e sai com'è, ci sono gente in cui gli dici Italia e quello ti butta giù la casa, c'è sì, quello che sì. magari prima di accendere la motosega o la ruspa dice scusa cosa devo abbattere per precisione, perché ci può anche essere questo, Ah, certo, può essere stata mal interpretata, poco interpretata o non si è voluto interpretarla, però penso, spero, auspico che la soluzione sia quella di ripristinare l'area, il parco e di renderlo nuovamente verde, magari non con i pini enormi, ma di renderlo fruibile in una collaborazione tra l'impresa e il comune. Ormai il danno è fatto, ma non è irrimediabile, quindi anziché cercare le colpe, rifacciamo bella il parco Avon, quindi questo dovrebbe essere l'impegno, non che è tanto quello quello che di ci auguriamo un cercare po' tutti, colpevoli. no? Ma certo. Senti, restiamo in argomento di immondizie, visto che parliamo di immondizie, perché qui Sì, in praticamente è un po' effetti. di tutto, no? Senti, immondizie per quanto riguarda questa benedetta raccolta differenziata a Udine, ne abbiamo già parlato un mese e mezzo fa con te in una precedente occasione, a distanza di tempo non se ne parla tanto ultimamente, vedo che si vocifera poco, no, della cosiddetta raccolta differenziata, perché tra l'altro ci sono, correggimi, io non abito a Udine, però correggimi, ci sono delle zone di Udine dove si fa il porta a porta e zone invece dove viene utilizzato un altro sistema, no? Almeno così avevo No, capito. allora, diciamo che è una continua sperimentazione, no? Il porta a porta è un continuo esperimento, siamo cavie di scienziati pazzi, io generalmente la riassumo così.
perché il porta a porta è stato avviato con molta fretta, con molta prepotenza, senza ascoltare nessuno. Quindi in barba a quanto dice qualcuno che dice noi siamo quelli che ascoltano. No, voi siete quelli che ascoltano dopo, e non è bene, perché tutti avevano individuato quelle che erano le criticità, a cominciare dagli amministratori di condominio, che quindi ricordavano che a Udine non abbiamo tutte le villette come a Campoformido, abbiamo super condomini, quindi è difficile. Tutte criticità già dette e a distanza di tempo si sono rivelate fondate, tant'è che adesso stanno pensando e progettando dei correttivi, okay, che avranno dei costi. Ancora non sappiamo né quanto costa il porta a porta, alla fine quanto ci costerà, e né quanto costeranno questi ulteriori correttivi che prevedono in via Podgora la creazione di un'isola ecologica con i cassonetti intelligenti, cassonetti smart a tessera, che era esattamente quello che già in tanti insomma avevano proposto. Quindi sì, spiace dover dire l'avevamo detto, ma è così. Senti, in soldoni, tanto per essere chiari, in moneta, no? Tanto perché tu sai che al friulano c'è un vecchio detto, no? Quando i coreani si toccano comincia a preoccuparsi, no? Che non è la Corea del Nord e la Corea del Sud, tanto per chiarire ai non addetti ai lavori. Ecco, in skate, tanto per essere chiari, quanto è costato il giochetto fino adesso? Siamo a 11 milioni di euro, ben oltre, perché ad esempio anche questa nuova sperimentazione di Via Podgora saranno altri 25.000 euro per sperimentare i cassonetti smart. È ovvio che non ha senso una sperimentazione in una via, se decidono di fare questo vuol dire che già hanno in mente di rifarlo per la città, quindi noi abbiamo possiamo dire insomma per adesso l'unica cosa sicura, permettimi, è che sono usciti oltre 11 milioni di euro dai conti pubblici, di ritorno per il momento zero. No, non si sa, non sappiamo quanto sarà. Non vi hanno detto, non vi è stato ancora comunicato quanti soldi effettivamente questa raccolta differenziata ha portato alle casse del comune. Al momento si sa solo che sono usciti, ecco, tanto per essere chiari. No, sono spesi. Abbiamo già avuto 2 aumenti della Tari e sono stati aumenti finora piccoli, non sappiamo il famoso conguaglio quando arriverà, quindi la mazzata deve ancora venire, ok? E la sperimentazione non è neppure finita, quindi qui si continua a spendere senza ancora sapere. Abbiamo percentuali che cambiano perché ti dicono la percentuale della raccolta differenziata, ok, col porta a porta, quindi che arriva a circa l'80%, ma al lordo, e questa è una cosa importante, al lordo di tutta l'immondizia che invece è abbandonata per strada. Allora se si somma quello che sempre indifferenziata torniamo al 63-65%, e l'ha detto Fuccaro, non lo dico io che non so nessuno, l'ha detto lui, cioè alla fine di tutta la sperimentazione siamo tornati al 65% che c'era prima dell'avvio della raccolta porta a porta, con un ulteriore costo, perché oltre alla net tutta l'indifferenziata e i rifiuti abbandonati vengono recuperati da un'altra cooperativa, quindi ne abbiamo 2. E la città comunque non è pulita, quindi non mi pare un gran successo tanto da fare i cartelloni per strada, ecco, mi pare invece un fallimento totale e pagheremo noi. Beh, pagherà, che chiaramente fin quando pagano gli altri va tutto bene, anche io sono contento, se pagano altri non tocco io, benissimo, posso anche sbagliare, no? Viene da dire, no? Sì, basta che non pago io, no, certo. Sì, questa è la cosa importante. Senti, terzo step di questa nostra puntata, il piano sicurezza. Anche ieri sono successi 2 episodi di cronaca in Borgo Stazione, da una parte c'è stato la persona che è entrata all'interno di un negozio per far spesa col cane eccetera, senza mascherine, non è stato specificato però se si tratta di un extracomunitario o di un locale. Sta di fatto che c'è stato questo episodio, il commesso ha richiamato la persona a rispettare le regole, lui non solo lo ha mandato a quel paese, ma addirittura gli ha sputato in faccia e chiaramente il dipendente del negozio ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie vista anche la situazione pandemica. Poi sempre ieri sera in Borgo Stazione c'è stata questa rissa tra pakistani
pakistani e algerini, per quanto pare per futili motivi legati probabilmente ai soliti giri strani che avvengono in quelle zone. Sta di fatto che Fontanini ha scritto una lettera, non come fece la parodia il buon Noschese, non so se te la ricordi, fece la parodia, c'è su YouTube, fece la parodia di Berlinguer e disse: noi stiamo scrivendo una lettera per via dei dissidenti sovietici, ma aspettiamo di imbucarla. E il giornalista fa: perché? Perché aspettiamo che comincino a funzionare le poste in Italia. Pare che questo problema non ci sia, e dunque Fontanini abbia de facto e de jure scritto la lettera, ma al momento nessuno ha risposto. No, allora non è proprio, diciamo, non è proprio così. Lui ha scritto la letterina, no? Penso che sia la quarta o la quinta, no? Certo. Come abbiamo già fatto la battuta dopo le mie memorie, le mie prigioni, le mie letterine. Ha scritto al questore, io ribadisco, secondo me ha sbagliato, doveva scrivere al viceprefetto, ma insomma, al di là di questi cavilli, c'è stata poi la riunione e l'incontro con il comitato per la sicurezza, quindi col viceprefetto, il questore, il comandante della polizia locale, l'assessore Ciani e il sindaco, quindi si sono ritrovati per dirsi l'unica cosa che potevano dire, ovvero sia: faremo il possibile, rafforzeremo insomma la sicurezza. Detto questo, ho trovato singolare che dopo l'incontro siano aumentate le pattuglie della polizia locale. La polizia locale è di competenza del comune, quindi il sindaco ha scritto al questore per poi rafforzare la presenza della polizia locale che è competenza sua. Quindi alla fine, cioè, detta così, sembrava che doveva scrivere a se stesso o all'assessore per la sicurezza di fare il proprio dovere. Sul tema della sicurezza, purtroppo è un tema che viene affrontato in maniera ideologica, in maniera trasversale, e questo è il grandissimo problema, perché se magari la destra punta tutto, no, sulla sicurezza, sulla repressione, alla sinistra si può imputare di puntare troppo invece sull'accoglienza e sull'inclusione. In realtà sono due facce della stessa medaglia. Io ricordo sempre una mirabile intervista di Franco Gabrielli, l'ex capo della polizia, che adesso ha la delega ai servizi, che aveva precisato proprio questo, cioè è necessaria la repressione, la sicurezza, quindi reprimere le situazioni di illiceità, ma nello stesso tempo è necessaria anche l'inclusione. Leggevo qualche giorno fa, anche le dichiarazioni dell'assessore Ciani, che condivido, no? E anche del sindaco, cioè non hanno niente da fare tutto il giorno. Certo, ma se tu mi bocci e non promuovi progetti per l'inclusione, è ovvio che non hanno niente da fare e escono. Ma sono perfettamente d'accordo con te, se permetti, Esther, su questo argomento, come sfondi una porta aperta, perché ci sono delle realtà in altri territori governati sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati inclusi i cosiddetti rifugiati, richiedenti asilo e via dicendo. Chiaramente, se tu fai vedere che questa gente effettivamente lavora, perché ci sono anche tra loro c'è gente che ha voglia di lavorare e è venuta magari in Italia veramente per trovare un futuro migliore, come si dice in questi casi, dai anche un messaggio positivo, perché altrimenti continui sempre a far vedere la solita storia, no? E la gente, chiaramente, uno che magari ha lavorato tutta la vita, si trova in cassa integrazione, non trova lavoro, non gli danno il reddito di cittadinanza, eccetera, è chiaro che tra parentesi gli possa girare qualcosa di sbagliato, e quando magari vede questi in giro per Udine o in un'altra area seduti, dice: ecco, chi cai dan e a me non mi dan, ma perché la stessa politica, come dici tu giustamente, non fa nulla per cercare di smitizzare certe cose. Anzi, no? Sembra che faccia in modo che il problema persiste, perché tanto più c'è insicurezza, tanto più appunto ci sono. Poi permettimi, se qualche prete si lamenta perché succede, basta sentire certe dichiarazioni da parte di qualcuno, se qualche prete, ripeto, laico o non laico, si lamenta perché gli fanno lavorare, è così che funziona, se no se le tenga lui e faccia quello che vuole, a costo suo però. Allora dobbiamo ricordarci che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, lo dice l'articolo 1 della Costituzione, quindi chiunque
ok? Nel nostro paese deve puntare ad avere un lavoro per rendersi autonomo, oppure bisogna darlo un lavoro. Quindi ripeto, tenendo anche conto che queste persone non è che arrivano con un aereo, ok, di prima classe o scendono da un treno o quant'altro, si affrontano la rotta balcanica e abbiamo visto tutti cosa succede in quella rotta, le violenze che subiscono, ok? Non è che arrivano qua sereni e freschi, beati e felici, arrivano che sono devastati psicologicamente e fisicamente, arrabbiati, e se stanno tutto il giorno, ripeto, a non fare niente, si alimenta questo loro stare male, che è anche umanamente comprensibile. Se invece ci sono dei progetti per cui hanno, come tutti noi, la mattina un motivo per svegliarsi, fare qualcosa e Certo. produrre, è così che si elimina il degrado, cioè gli irregolari non devono restare, gli irregolari vanno rispediti, quindi va rafforzato questo sistema di repressione e espulsione. Chi entra regolarmente, ok, e ha diritto a stare nel nostro paese in base alla legge, allora va incluso. Quindi, ripeto, repressione e inclusione devono andare insieme, non essere coltivate in maniera separata, perché altrimenti resteremo sempre allo stesso punto di partenza e non avremo risolto nulla. Questo è il grossissimo problema. E comunque, tornando ai fatti di Borgo Stazione, vero, invece è andato tutto benissimo quando c'è stata la sfilata del comitato leghista, dove è arrivato l'assessore, il sindaco, insomma tutti gli esponenti. Lì c'erano tutte le pattuglie della polizia locale, non è successo niente ed è andato tutto bene, no? Quindi anche qui, insomma, mi è Ci sarebbe parsa. c'è molto da rivedere, insomma, no? Molto Sì, da rivedere. siamo già in campagna Mm, elettorale, mancano ancora 2 anni, è pesantissima questa cosa, certo. arriveremo sfiniti al 2023. Chiaro, chiaro. Senti, io direi possiamo chiudere qui il nostro appuntamento settimanale, diamo appuntamento con te alla prossima settimana, o giovedì o venerdì, vediamo insomma, Quando in volete. base anche ai tuoi impegni e Ma la tua sono qua in studio. disponibilità. Bene, anch'io sono qua in studio, a volte sono qua, a volte sono a Zoppolo, in base alla situazione, no? Ma al di là di questo, per parlare di altri argomenti e tenere un po' il lume non troppo, che faccia troppa luce, ma quella luce, sai, della candela che serve a dare più interesse, no? Da più interesse soprattutto anche la gente, sai, comincia a farsi un po' mente locale, perché se dai tutto pronto mangiano subito e poi si addormentano, se non dai niente ti criticano, però se dai sempre come si dice, il piattino, al momento giusto, quello che serve, tieni l'appetito per la prossima volta, no? Perché dici, Va aspetta che torno a bene. provare anche l'altro piatto. Bene, io ringrazio l'avvocato Esther Grazie a voi. Soramel, come sempre, per il punto su Udine e i suoi misteri. Per quanto ci riguarda, invece, come friulitv.net, noi torneremo intorno alle 17:30 con un'altra linea diretta, parleremo di paritetica Stato-Regione. Dunque andremo ad approfondire anche se ci sono novità per quanto riguarda anche il discorso relativo alla zona. Almeno mezz'ora fa è giunta una notizia non proprio rassicurante da Roma, perché stando ai calcoli effettivamente rischiamo di finire da venerdì, probabilmente finiremo, se non da lunedì, insomma finiremo in zona rossa, almeno i numeri sono numeri e le chiacchiere sono chiacchiere, ma per ora limitiamoci soltanto a fare delle previsioni non proprio definitive, ma ripeto, se i numeri sono questi, purtroppo il sentore, almeno di quello che sta arrivando da Roma, è che si andrà in rosso. E dunque parleremo di paritetica Stato-Regione con l'avvocato Spitaleri per sentire un po' dalla sua viva voce come sta funzionando e quali sono le novità. Per quanto ci riguarda è tutto, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio chiaramente anche alla nostra ospite e appuntamento alle 17:30 e chiaramente nel corso della giornata gli aggiornamenti attraverso le nostre pagine social e non solo. Mandi e alla prossima. Ciao.
Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.